Attenzione, per cortesia, per la cerimonia di premiazione che verrà effettuata al termine di questa gara, si portino in zona premiazioni Anna Cattapan e Francesca Bertotto. The swimmer Gaia Natlacent and Tiasa Pintar, please report to the victory ceremony area. Thank you. Il passaggio con Nina Cesar 30-30 davanti a Jasmine Agnoletto 30-43, Maya Cesar in terza posizione 30-50. Nina Cesar già stata medagliata ai Giochi del Mediterraneo con la sua nazionale, quella slovena, dunque un atleta di alto livello tecnico, vanta partecipazione anche ai campionati europei. Insieme a lei qui indossa i colori della rappresentativa slovena Maya Cesar. Intanto vediamo il passaggio ai 100 metri, proprio le due atlete Maya Cesar e Nina Cesar avanti 1:02:61 contro l'1:02:75. Lì vicina c'è Jasmine Agnoletto 1:02:81. Per Jasmine Agnoletto un ottimo campionato italiano assoluto a Riccione 22, 23 e dicembre. La rassegna nazionale in vasca corta dei campionati italiani invernali, l'Agnoletto arrivata ad un passo dal podio. In quell'occasione atleta già stata capace di vincere in passato 50, 100, 200, 400 e 800 stile libero ai campionati italiani giovanili, atleta che ha già indossato in più occasioni i colori della nazionale italiana giovanile. Agnoletto che prova ad inserirsi fra le due Cesar, con Maya Cesar ancora al comando. Jasmine Agnoletto al suo fianco, in 5 la Cesar, in 4 l'Agnoletto. Al passaggio di metà gara si porta al comando l'atleta di casa 2:08:20 contro Cesar, Maya Cesar 2:08:34, Nina Cesar 2:08:92. Jasmine Agnoletto in occasione del 2008 della Coppa Latina è stata medaglia d'oro con la staffetta 4x100 e con la staffetta 4x200 stile libero. È stata poi finalista nelle gare individuali agli Europei Junior del 2007 e bronzo sempre ai campionati europei 2007 Juniores con la staffetta 4x200. Cambio di marcia per Jasmine Agnoletto che se ne va via 2:40:74, porta in questi 50 metri il vantaggio a quasi un secondo su Maya Cesar. Ancora Nina Cesar in terza posizione. Nel 2007 l'Agnoletto ha vinto anche un oro, un argento e un bronzo al Multinazioni, quell'occasione nuotato a Madrid. Nel 2006 era stata finalista alle Gimnasiadi. 3/4 gara con Jasmine Agnoletto ormai solitaria, 3:12:42 con Nina Cesar che si porta in seconda posizione a 2:53, poi Maya Cesar a 2:73. Jasmine Agnoletto ormai alle 2 vasche conclusive ha accumulato un gran bel margine di vantaggio da gestire nel finale. 3:44:57 per lei Nina Cesar, 3:47:37 Maya Cesar, 3:48:94. Il primato della manifestazione porta il nome di Roberta Ioppi, altra atleta nata e cresciuta a Montebelluna, 4:07:27. Il primato, il record della manifestazione. Ma intanto alle bracciate conclusive c'è Jasmine Agnoletto che va a vincere i 400 stile libero assolute, 4:16:15 per lei davanti a Nina Cesar, 4:19:17, Maya Cesar per la terza posizione.